i dati sui contagi anche di questa regione purtroppo, e malgrado la campagna vaccinale imponente messa in campo, stanno progressivamente allontanando le speranze di ripresa, le speranze di esserci messi alle spalle la pandemia. E questo è un elemento con il quale fare una riflessione, un ragionamento collettivo. Abbiamo cominciato la metà del 2021 con l'inaugurazione della campagna vaccinale pensando che la pagina più buia della storia del mondo e della regione del Veneto fosse alle nostre spalle. Però guardate che i contagi di questi giorni ci devono far pensare, anche in riferimento alle politiche di bilancio da mettere in campo da qua ai prossimi mesi, che il peggio rischia di non essere alle nostre spalle, che le chiusure, seppur selettive, rischiano di essere un'ipotesi con le quali dovremo fare i conti e che dunque le pesanti conseguenze sulle imprese, sulle attività produttive, sui lavoratori rischiano di dover tornare ad essere le nostre priorità. Questo ci obbliga a due, a mio giudizio, passaggi di responsabilità. Uno è quello di investire le risorse nel modo giusto, costruendo insieme le condizioni per individuare le priorità. E dall'altro lato però ci obbliga, a mio giudizio, a dire almeno dentro questo Consiglio delle parole chiare in termini di vaccinazioni, perché sarebbe, come dire, diabolico, dopo aver investito tempo e risorse in una macchina vaccinale poderosa, dopo aver, malgrado le difficoltà incontrate sulla scarsità delle disponibilità delle dosi, sulla necessità di inventarsi da zero un sistema territorialmente diffuso, sarebbe paradossale oggi veder vanificati tutti quegli sforzi perché c'è una parte responsabile molto elevata di questa regione che decide di non accedere all'opportunità della vaccinazione. Come sapete, raramente condivido le cose che fa e che dice il Presidente Zaia, ma in questa fase va riconosciuta al Presidente della Regione del Veneto un'intransigenza oggettiva su questo punto. Anche oggi dichiara sui giornali che i medici che non si vaccinano dovrebbero cambiare lavoro. E mi dispiace dirlo, ma ha ragione. Ora, io credo che questo Consiglio regionale, so che sembra avere poca attinenza con la questione del rendiconto 2020, ma può dare all'esterno un messaggio importante sul punto. Noi siamo tutti impegnati a tenere in piedi la baracca. L'assessore è impegnato anche a chiudere i conti di un bilancio complicato e ciascuno di noi prova a dare il proprio contributo su come pensa di poter fare meglio o di più. Ma il nostro impegno verrà vanificato se i veneti non decidono di darci una mano attraverso la campagna vaccinale.